chiamata alla bandiera, si sta domandando se questo giro si trasformerà proprio in una patriottica battaglia. Purtroppo non basta passare per Marsala, Calatafimi e Teano per far uscire dalla tombola il nome di un tricolore. Anzi, in teoria a Milano, città delle 5 giornate, potrebbe arrivare in maglia rosa addirittura l'austriaco Wilfried Sahler. E proprio per dar ragione al più nero pessimismo, ecco la... Ecco Corvo le immagini. Beppe, vai, tu quando vedi il bianco e nero parti, la prego. prima tappa del giro, guardate, si rivelò un giovane torinese, Franco Balmamion, battuto e rimontato in questa volata da Miguel Poblet. Il velocista spagnolo può essere considerato uno zio di Oscarito Freire, grandinava sul traguardo e si faceva 3 giri ampi attorno alla città, uno dei quali in collina. Qui sono gli altri che erano in fuga prima, con Bruni che batte l'irlandese Elliott in volata, poi arriverà il gruppo e guardate la grandine sul traguardo, un temporale incredibile.